Buongiorno Don. Si mette sola. Ragazzi di una Buongiorno, salutala. Bene. Dai che tu mica a voce non vedi mica. Lo aspettiamo il 22, era Raduno nazionale. Ok, perfetto. Fortulin, Guarda che 3-4 giorni dopo vai a mega casino per bagnare. Dietro a te? cerca di fare la roba più facile. Due volte ti fa problema. Sono donne di grande Sempre l'alba non me la comando. Le autorità vogliono accomodarsi sotto il gazebo, grazie. Signore e signori, l'amministrazione comunale di Portogruaro porge il benvenuto alle autorità e a tutti i presenti, ringraziandovi per aver voluto onorare con la vostra presenza la cerimonia inaugurale del nuovo sottopasso ferroviario di via Villastorta, importante opera che unisce due lembi dello stesso territorio. La cerimonia avrà inizio con l'esecuzione dell'inno nazionale. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì. Prende la parola ora la signora Maria Teresa Sinatore, sindaco del comune di Portogruaro.
Presidente, intanto mi permetta di ringraziarla per la vicinanza che lei sempre dimostra al territorio di Portogruaro e dell'intero Veneto orientale. Carissimi concittadini, oggi è una giornata veramente molto importante, una giornata nella quale noi riusciamo a confermare come la collaborazione tra le istituzioni e gli enti possa garantire la realizzazione di opere assolutamente fondamentali per il nostro territorio. Perché parlo di collaborazione? Per quest'opera è iniziata, l'avvio di quest'opera è stato dato qualche anno fa, per una intenzionalità precisa di Regione Veneto in collaborazione con RFI. Ma quest'opera ha continuato a svolgersi sotto i migliori auspici perché siamo riusciti ad avere grande collaborazione che si è assolutamente concretizzata negli ultimi anni attraverso uno stretto e molto anche piacevole e sereno rapporto con i dirigenti di RFI. Ringrazio l'ingegnere Angelini anche che vorrà portare i miei ringraziamenti a tutti i suoi collaboratori. Non mi dilungo a citare i nomi perché abbiamo più volte avuto modo di incontrarli. Grande collaborazione con il personale comunale che è stato sempre molto presente in molteplici occasioni perché quest'opera arrivasse al momento in cui siamo ora. Grande collaborazione anche con le forze di polizia che vedete qui presenti e che hanno contribuito a dare le indicazioni necessarie perché la cosa potesse trovare questa attuazione attraverso la realizzazione di un sottopasso carrabile. Lì ci passeranno le auto. Grande collaborazione con i cittadini che hanno avuto anche quella cosa difficile da ottenere che si chiama pazienza. Una cosa difficile perché non è tempo per nessuno di noi, anche perché fa molto caldo, quindi tutti quanti siamo ansiosi nell'attuare tutte le opere. Hanno avuto la pazienza di dare i suggerimenti giusti al momento giusto, secondo la logica della corretta democrazia. Io vedo tra di voi qualcuno che è stato molto presente rispetto proprio a dare questi suggerimenti. Grande collaborazione anche con l'impresa che ha realizzato l'opera, che è qui presente e che ringrazio ufficialmente sia per quanto attiene il direttore dei lavori ma anche per quanto attiene tutto il personale, perché l'opera è molto bella ed è stata realizzata in maniera anche molto, molto corretta. Mi permetto anche di portare i saluti dell'onorevole Chetti Fogliani, che purtroppo è stata chiamata a Roma stamattina e quindi mi ha detto di salutare tutti a nome suo e di dire che anche il mondo dei parlamentari è vicino a Portogruaro, ma noi non avevamo dubbi su questo. Noi sappiamo che Portogruaro è una città che ha molta voglia di lavorare, è una città che guarda avanti, è una città che ringrazia nuovamente le istituzioni regionali, le istituzioni nazionali per quanto sta facendo per il nostro territorio. Presidente, mi permette di fare un ringraziamento particolare all'assessore De Berti? Posso? Fate un applauso a De Berti. Bene, da donna a donna, visto che siamo tra pochi intimi. Bene, l'assessore De Berti è una persona molto, come dire, molto disponibile ad ascoltare, non è facile trovare una persona di questo tipo. Molto attenta anche a cosa può essere il domani della Regione Veneto, anche per quanto attiene le grandi infrastrutture. E molto attenta anche a chiedere suggerimenti del territorio. Quindi, Presidente, mi permetto un ringraziamento anche a lei per quanto sta facendo a livello regionale. Bene, se volete parliamo dei fatti nostri, però visto che c'è il Presidente della Regione Veneto direi che... Sì. Due parole. Ho già sbagliato, però. Non sei scusare, mi sbaglio sempre. Buongiorno a tutti. Due parole, vi lascio la parola al Presidente, semplicemente per dire che continua questo percorso di collaborazione importante di Rete Ferroviaria Italiana con la Regione Veneto e con i comuni, oggi con il comune di Portogruaro. Questo è uno step per Portogruaro, abbiamo
Sì, mi sentite? Allora, questo è uno step, un primo passaggio, un primo sottopasso attivato per Portogruaro, per il comune di Portogruaro. E ne seguiranno altri, come sapete. L'intervento non si conclude qua per quanto riguarda questo comune, ce ne sono altri 3 che interessano Portogruaro e in generale Rete Ferroviaria Italiana continua assieme appunto a Regione e Comuni nel Veneto per sopprimere un numero molto elevato di passaggi a livello nei prossimi anni. Ci sono dei protocolli d'intesa che abbiamo con Regione, contratti ad hoc che stipuliamo. Siamo interessati a eliminare quelli che sono dei punti di criticità per la nostra rete e per la viabilità cittadina. Quindi con questo spirito noi proseguiamo l'intesa sperando di continuare sempre con questa modalità così positiva e così propositiva. Grazie a tutti. Conclude gli interventi il dottor Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Grazie. Già con la presentazione, bella notizia, concludo. No, grazie per essere qua. Grazie, veramente del cuore, grazie. Vi piace all'opera? Certamente. No, ci avevamo speso una montagna da sky per sentire certamente. Mi piace Luca parla Veneto. Cosa è successo? Questa è via Villa Storta. Sì. E il ponte è via Villa Storta. Ah, ho capito. No, vabbè, però intanto grazie, un saluto a tutti, al sindaco in primis. Sono qua, fra l'altro la regione è ben accompagnata. L'assessore De Berti, per chi non l'avesse capito, è l'assessore alle strade, a tutte queste opere ferroviarie e trasporti. Poi c'è il vicepresidente che lo conoscete che è il bilancio, c'è il consigliere Barbisan, quindi siamo qua in forze. Allora, noi abbiamo fatto un accordo per 80 sottopassi con RFI. 5 qua, questo è uno dei 5, altri 2 è in cantiere se non ricordo male, 2 sono in cantiere e quindi si va avanti, si costruisce. Nell'ottica di dare, ovviamente la regione ci ha messo un sacco di soldi, nell'ottica di dare risposte di qualità ai territori. Guardate, da quando ci siamo noi, vi dico una roba, perché c'è il sottopasso ma sopra corre il treno. Noi abbiamo fatto grandi investimenti anche per i treni e se guardate i dati adesso i nostri treni sono riconosciuti come puntuali, abbiamo una puntualità che è superiore a quella tedesca e inglese. I treni in Veneto sono più puliti e sono tutti nuovi, perché con la prossima primavera il Veneto ha completato la serie di acquisti e abbiamo tutti i treni nuovi, adesso dobbiamo trattarli bene. Noi continuiamo con gli investimenti, sapete che siamo in un paese in cui non è facile fare le robe, C'è sempre qualcuno che saprebbe farla meglio, come si dice, 55 milioni di commissari tecnici della nazionale, ma in campo ci sono 11 giocatori e l'allenatore è uno solo, cioè sono io. Allora guardate, noi ci siamo impegnati con i cittadini per fare tutta una serie di attività e penso, lasciatemelo dire, lo dico col cuore in mano, se vengo a Portogruaro, ogni volta che passo in autostrada di qua penso al vostro ospedale, che è uno dei 68 ospedali del Veneto. Grazie. Allora, mi piacerebbe che ogni tanto i giornali desse intervistare quelli che un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, gli diceva che se era all'ospedale, che non sapeva più niente. Anche stamattina mi ha scritto un signore da Mestre, posso anche dire dove, da Mestre, dicendomi che è un familiare, evitiamo di definirlo bene, è venuto a operarsi qua da dottor Ramenta. Non voglio dire che a Mestre non è bravi, però voglio dire che abbiamo preso in mano un ospedale che ormai qualcuno considerava un cadavere eccellente e lo stiamo facendo diventare attrattivo. Dopo qua un appello ai portogruaresi, bisogna far fioi, E ha dato signora, però se no putei è il punto nascita, faccio fatica a farlo lavorare. Cioè, noi altri non saremo il punto nascita, però sappiate che c'è anche la difficoltà di avere bambini. Stiamo investendo, vi anticipo che la mia idea sull'ospedale è quella di pensare a un ampliamento, perché comunque per consolidare... No, ma guardate, peraltro è più di un anno nel quale ci stiamo lavorando a questa idea.
più che altro per riorganizzare un po'. Non serve che venga a spiegarmi a me che con le nebbia arrivare a San Donà si arriva morti, non serve che mi spieghi a me che la Tisana non so come Portogruaro, le conosco bene le robe. Guardate, noi abbiamo 68 ospedali, eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, abbiamo 2 milioni di accessi a pronto soccorso e abbiamo 54.000 dipendenti, dei quali 11.000 e qualcosa sono medici. Allora, a me va bene tutto, ma non esiste che voi andate in ospedale e che qualcuno vi venga a dire che il sottoscritto in questi anni ha diminuito i dipendenti, perché è una bugia. Sono aumentati dal 2010 gli infermieri, gli operatori sociosanitari, abbiamo diminuito gli amministrativi di 700 unità, ma abbiamo esternalizzato alcune attività tipo il CUP, eccetera, quindi sono dipendenti nostri che oggi sono attività che fanno altri. Sono diminuiti di 250 unità i medici, ma non per nostra scelta, ne mancano 1.300 in Veneto e 56.000 in Italia. Cioè, ascoltatemi bene, mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia. Il problema che c'è oggi nella sanità è trovare medici. Mancano pediatri, mancano anestesisti, cioè noi a volte abbiamo la sala operatoria che non lavora, non perché manca il chirurgo, perché manca l'anestesista. Hanno sbagliato la programmazione nella scuola, all'università, e questi sono i risultati della Repubblica delle Banane, perché non è possibile trovarci senza professionisti. Dopo i professionisti, se vanno nel privato, giustamente io dico, li pagano di più, magari potessimo noi pagarli di più, abbiamo un contratto nazionale, quindi molte volte capita che investiamo su un giovane medico, viene formato, lavora in team, compriamo attrezzature, lo mandiamo a fare i corsi, va ai convegni, ai congressi, quando ha 50 anni che lavora anche oggi Serai, arriva qualcuno privato e dice guarda, mi ti do un fiato in più, ti permetto di fare carriera, è legittimo che il medico dica di sì. Il problema è che è una battaglia che non è armi pari, però non abbiate paura del fatto che qualcuno vi tocchi la sanità, perché finché ci sono io, qua Zoe manda la sanità. Guardate, penso alle signore che sono qua, ma potrei fare un esempio anche sui maschietti, cioè per l'organizzazione che abbiamo dato noi ai servizi senologici, quindi il tumore al seno nelle donne, il 95% dei cancri al seno in Veneto ha esito positivo, cioè c'è la cura e la guarigione della malattia. Guardate che in giro per l'Italia non è così, è molto più bassa la percentuale, perché abbiamo fatto delle scelte, ma non perché investiamo più soldi, perché abbiamo deciso ad esempio che i team operatori devono fare almeno 150 seni all'anno in sala chirurgica, quindi non più attività generalista ma specializzata. La donna viene presa in carico e viene portata fino alla fine del suo percorso. Questo è quello che vuol dire fare una sanità d'avanguardia. Insomma, penso che non serve che vi stia qui a dire cosa si fanno in molti reparti qui a Portogruaro, vi ho parlato prima di urologia, vi posso parlare di tutto quello che è il tema del... non mi viene il nome. A parte l'ortopedia, ma il dottor Zanone è chirurgia vascolare, ecco, no. Sì, la cardiologia, quindi sull'ospedale vogliamo investire, andare avanti, quindi strade nuove ma da farle in salute, possiamo dire così alla fine. Fate un bel applauso all'Elisa che vi ha seguito i lavori. Una preghiera, io ho tanti ragazzi che mi seguono e mi piace l'arte, ma evitate di andare a spruzzarmi con la bomboletta su per i muli dei sottopassi, perché dopo mi tocca spendere scherzo per tornare a pitturare. Grazie. Ripasso la parola al sindaco Maria Teresa Senatore. Fuori programma, Presidente, i 5 comuni di convenzione di polizia locale le faranno una piccola sorpresa che io non vado a preannunciare. Bene, la cerimonia proseguirà ora con la benedizione dell'opera, benedizione che verrà impartita dal parroco di Santa Rita, Don Livio Tonizzo. Allora una introduzione,
l'apertura di nuove vie di comunicazione per abolire le distanze, favorire lo scambio. Le comunicazioni contribuisce sempre a favorire l'incontro, la solidarietà fra le persone, secondo anche il disegno provvidenziale di Dio. Per questo invochiamo il Signore per i tecnici, gli operai, le maestranze e quanti hanno progettato, realizzato questa opera e per quanti ne beneficeranno. Preghiamo. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo santo li preceda e li accompagni sempre, perché questa via sia mezzo per creare ogni giorno legami di solidarietà, di condivisione, di amicizia, di fratellanza e di pace per tutti. Per Cristo nostro Signore. Andiamo a benedire il nastro. Figlio e Spirito Santo risiede su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. E buona strada. Il dottor Luca Zaia sarà in Italia. Volevo aggiungere una roba perché è una grave dimenticanza la mia, ma veramente grave, non mi capita mai. Vi chiedo un grande applauso per tutti i lavoratori di imprese e coloro che hanno lavorato. Pronti ragazzi? Pronti. 1, 2. Ora mettete su comodino a posto. È lungo però, non sembrava. È importante che la arrivi la comunicazione. Trascinare questa agonia con governicchi e soluzioni roccambolesche vorrebbe dire semplicemente non dare all'Italia un governo stabile, solido e che faccia cose. Ecco, Salvini ha detto sono pronto a aiutare Berlusconi e Meloni, si prospetta un po' un ritorno al vecchio centrodestra o sempre un po' oltre, insomma, quella che era la coalizione di un tempo? Ma guardi, la partita di oggi è una partita in quest'epoca storica che è la partita non delle casacche politiche ma dei leader. Salvini è un leader che saprà coalizzare attorno al suo progetto di governo sicuramente molte forze, molti uomini e persone. Saprà coalizzare attorno a sé uomini e donne di buona volontà, come si dice. E dopodiché quali saranno le alleanze proprio nei termini politici non ne devo so dire e penso sia ancora prematuro. Allo scenario attuale quali potrebbero essere le incognite nel percorso per l'autonomia del Veneto? Ma guardi, intanto
noi abbiamo una pietra miliare che è il punto di arrivo di oggi. Abbiamo fatto tutti i compiti per casa, esiste una proposta di intesa da parte della Regione Veneto depositata ufficialmente ad ottobre 2018, quindi il nuovo governo si troverà ad affrontare questa proposta e da lì partiremo, e certo non verrà gettato tutto il lavoro fatto. Senta, chi dice proprio per non gettare tutto il lavoro fatto fino ad oggi non sarebbe meglio aspettare prima di andare alle urne, fare la manovra finanziaria e magari anche portare avanti l'autonomia? Guardi, sono passati 660 giorni o giù di lì dal referendum, abbiamo assistito a voli pindarici e scuse a volte anche imbarazzanti sulla nostra autonomia. Sono passati 14 mesi di governo di questo governo e alla fine abbiamo sentito dire dal vice premier Di Maio che era utile dar vita a una commissione di accademici napoletani per valutare. Sì, no, abbiamo sentito un sacco di scuse durante tutti questi mesi. Ma guardate, abbiamo fatto, sono 660 giorni dall'autonomia del nostro referendum del 22 ottobre 2017 e sono 14 mesi di governo di questa coalizione di governo, abbiamo sentito un sacco di scuse, noi i compiti per casa li abbiamo fatti, abbiamo rispettato la legge, oggi dobbiamo prendere atto che il vice premier Di Maio, come ultima soluzione per l'autonomia qualche giorno fa, ha annunciato la costituzione di una commissione di accademici napoletani per valutare il nostro progetto. Io non c'ho nulla contro le commissioni, ma le doveva fare 14 mesi fa, non oggi. Quindi è Di Maio il problema? Ma guarda, il problema è chi non vuol fare. Noi continuiamo a dire che noi siamo per il sì. Non posso non rilevare come governatore del Veneto che ci hanno lasciati soli sulla Pedemontana, che oggi è sbloccata grazie a noi, che ci hanno lasciati soli sulla TAV, queste sono due opere, TAV e Pedemontana, che i veneti vogliono, non serve neanche fare un referendum, ci hanno lasciati letteralmente soli sulle Olimpiadi, vi ricordo la posizione dei 5 Stelle sulle Olimpiadi, non vi dico dell'autonomia perché sono quegli occhi di tutti quanto freno a mano si sia tirato e tutto il resto, una cosa per tutte. Il Veneto è l'unica regione in Italia che ha fissato il limite zero ai FAS nelle acque e solo in Veneto non ci devono essere FAS nelle acque. Avrei sperato almeno che il governo decidesse con il ministro dell'ambiente di fissare il limite zero. Ma questo quando il FAS è diventato un grosso problema. Quello del FAS è il più grande inquinamento che abbiamo subito noi come Veneto. Noi siamo parte lesa come Veneto. Noi siamo parte lesa, ci siamo costituiti, abbiamo un'istruttoria, abbiamo dato vita a un laboratorio che è riferimento a livello nazionale, però vorrei ricordare che i FAS non sono solo in Veneto. I FAS ci sono anche in altre regioni, solo che noi come al solito siamo rimboccati le maniche e abbiamo preso sul serio questo. Questi sono Amarcord, Renzi è abituato agli Amarcord, evidentemente ancora non se ne è fatto una ragione, no? Stia sereno e se si fa un governicchio sarebbe veramente tragica perché ci sono i numeri per garantire al Paese un governo stabile. Quindi Presidente per la manovra economica? Ma sì, guardi, se noi avessimo rispettato tutte le tappe con le consultazioni che sono previste dalla Costituzione, noi possiamo tranquillamente immaginare che si voti verso fine ottobre, si possa avere a novembre un governo nuovo, forte, con un programma del sì e non del no. Quindi anche sui tempi a prova ci sarebbe Salvini per vedere il governo? Guardi, io glielo dico da amministratore, cioè io il governo lo conosco perché lo pratico da sempre, non ci vogliono soluzioni intermedie, voto subito, governo forte e si facciano le cose di cui il Paese ha bisogno. Secondo alcuni osservatori, tra le varie letture che sono state date di questa crisi, c'è anche chi sostiene che siano stati proprio Zaia e Fontana a premere per Salvini per staccare il governo. Ma guardi, noi non guardiamo indietro, guardiamo avanti. Ok, un paio di domande locali. Allora, visto che siamo a Portogruaro, due domande sul portogarese. Allora, quelle che si vedono là in fondo sono case ATER. Cosa vogliamo dire a chi si è visto recapitare affitti 3, 4, 5 volte di più? E poi le altre due domande che sono collegate, visto che siamo sulla viabilità. Casello di Bibione si farà e quello di Sestino si sposterà? Ma guardi, io sui due caselli non le so dire, cioè nel senso che non ho informazioni definite, quindi io non sono quello che fa gli annunci. Per le case ATER invece le dico che nessuno vuole fare angherie nei confronti degli inquilini, però è bene ricordare una cosa, che è stata fatta una delibera anche la scorsa settimana dicendo che chi ritiene di aver avuto un sopruso, avere l'algoritmo che gira male con aumenti fuori dai criteri, può tranquillamente chiedere di aver valutata la sua situazione. Però non possono ricordare, primo, che su 40.000 inquilini 7.000 hanno avuto la riduzione dell'affitto, di questo nessuno mai ne parla. 2, che abbiamo 14.000 veneti e non veneti, peraltro sono 10.000 veneti e 4.000 diciamo
immigrati che sono residenti da almeno 5 anni in Veneto, che chiedono una casa e hanno redditi bassissimi. 3, che è fondamentale pensare che le case alte si debbano dedicare a coloro che hanno difficoltà a sbarcare il lunario. Quando trovo situazioni nelle quali c'è una signora su 250 metri quadri che decide che va bene anche pagare 700 euro al mese, deduco che questa signora possa andare anche sul libero mercato, visto che è da sola su 250 metri quadri, io posso fare 4 appartamenti. Quando trovo qualcuno che ha anche una milionata di euro in banca e magari si ritrovava a pagare poco più di 20-30 euro di affitto al mese, penso che ci siano operai pensionati che abbiano più diritto di questa persona. Quindi nessuna angheria contro nessuno, però dobbiamo dare la priorità a chi è veramente in condizioni disagiate. Ultimissima battuta, lei ha parlato di problemi nazionali, insomma, legate al nazionale. Il prossimo anno Portogruaro va al voto e c'è un riflesso anche lì di collegamento, forse si andrà al voto anche prima, forse per il nazionale, ma forse l'anno prossimo. Ci può anticipare qualcosa visto che c'era la senatore, ne avete parlato? No, guardi, io non mi occupo di sta roba, se mi chiedi di sanità, di viabilità, di case alte. Ma è sempre venuto a sponsorizzare... Io in campagna elettorale sono sempre presente, però è pur vero che rispetto alle decisioni del territorio, quindi non mi intrometto su questo. Grazie. Presidente, una conclusione.